Non sei più i tempi di Marco Caco. E il nonno, desfigurato dal nervoso, salta su cofana bisa. E il ciapa Pierino parnareccia. E lo strassina fin dentro a corte. E il sara il canceo col caenasso. E adesso ti da qua non te muovi più. Finché non arriva a tomare. Ma appena che il nonno che porta via Pierino, dal bosco fatalità salta fuori un lupo nero e cattivo. Nero? Nero. È cattivo? È cattivo! E quanto cattivo? Cattivo! E il gatto, e si indrissa il peo dalla paura e si rampega de sitton sull'albero. L'arna sberga, qua, e scampa via. Ma par quanto a Ghedaga dentro, E il lupo corre più forte d'ea, e se fa sempre più tacà. sempre più aderente. Ecco, la gacciapà! La guanta, la ramena e la ravolta, e con una sboconada e si amagna tutta. E adesso? E adesso vi dico come che sta le robe e vi conto a che punto che siamo arrivati. E il gatto esessora a rama dell'albero e il trema come una foglia, non ga neanche il fiapo a parlare. Miagoare.
L'oseto invece ese su un'altra rama più alta. No, ma s'avvicina al gatto. E il lupo? E il lupo intanto e continua a girare intorno all'albero come una trottola, col bavaroe al collo e a bava a bocca. E Pierino? Pierino invece, par niente spaurio, e se dentro il cancello in ciavà, guardando tutto quello che si deve capitare. Ma ecco che corre dentro casa e il tuo è una corda bella grossa e si rampega su una muretta. Par che uno dei rami dell'albero dove che gira il lupo arriva fin sopra la muretta di casa. Pierino il ciappa ben stretta alla rama e poi salta dal muretto fin sopra l'albero. E che dice all'oseto? Vieni su e svuota sopra la testa del lupo, ma sta attento che non te ciappa. L'oseto, obbediente, quasi tocca la testa del lupo queaete e il lupo cerca di ciaparlo, morsegando rabbioso l'aria da una parte e da st'altra. E sei proprio bravo il segato a far intavanare il lupo svogliando dappertutto. E che voglia che il lupo di ciaparlo. Ma l'oseto si ingamba e il lupo si spasima per niente come un bauco. Intanto Pierino fa un gruppo a corda come se fosse un cavesso e a moaso pian pianeo. E così riesce a farlo passare intorno a coa del lupo e gli dà un bel tiron con tutte le sue forze. E il lupo, sentendosi impasturà, e tacca a saltare come una cavalletta cercando di sgropparsi.
Ma Pierino, furbo come una volpe, e liga l'altro caude a corda attorno all'albero. E il lupo, più che il salta, più il si invena, perché a corda si stringe sempre di più torno a sua. Proprio in quea dal bosco arriva fuori i cassadori: Toni, Mario, Nane, Berto, Beppo e Gigi. Isidrio seguire e pecche del lupo e ogni tanto i tira co scioppo. Pim pum pam, pim pum pam. Ma Pierino a cavaon de una rama che siga: fermo Nane! Non sta a sparare Toni! Mie loseto che mo ciapà il lupo! Vegni aiutarmi a sarare il lupo nea caneva! E adesso? Prova a pensare a una marcia trionfale. Pierino davanti a tutti. Da Drio i cassadori col lupo ligaco fa un saado.
E in coa alla processione è il nonno e il gatto. E il nonno scorla la testa brontolando. E beh? E se Pierino non avesse ciappato il lupo? Cosa è che contavo mia sommare? Sora a tutti svoiava l'oseetto cinguettando beato. Maria Santa, chi compari in gamba che se mie Pierino? Guardai cosa che avevo ciapà! Ma se stessiti un attimo e ascolté, sentirei l'arna che fa qua 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 dentro la panza del lupo. Sì, perché il lupo ne è presa e si mangia l'arna al sumbo con solo, senza neanche a masticarla. Così adesso sei ancora viva. Che pensa Pierino a tirarla fora e che butta una sbrancata pere sul naso del lupo. E il lupo tacca a starnuire e con starnuo più forte e spura fuori l'arna tutta intera. Solo che un poco imbaucà. Qua, 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 qua.